Mi chiamo Silvia Gribaldi e ho iniziato a danzare quando ero piccola ed era l'unico mezzo che mi faceva andare oltre confine, nel senso che mi permetteva di comunicare, adesso divento un attimo, però è una roba vera, cioè era l'unico mezzo che mi permetteva di comunicare con mio papà, perché mio padre è morto quando ero molto piccola e nella danza era un modo per me per riconnettermi a qualcosa di invisibile. Nel tempo è diventata una professione e a un certo punto avevo perso per me quel senso di valore che aveva quando ero più piccola, che ho riscoperto proprio poi nel tempo attraverso eliminando delle pratiche che non mi portavano a un piacere, ma andando a cercare le buone pratiche nella danza che mi riportavano al senso per cui avevo iniziato. Nel metodo della danza che porto avanti un elemento fondamentale è l'ironia. E perché uso l'ironia? Perché è un mezzo per trasformare la presenza del performer e quindi per allenare questa qualità ci sono diverse strategie sul come destrutturare e sul come divertirci mentre si danza. Nel metodo cerco e sfrutto queste continue tecniche che alle volte scopro grazie anche a chi ho di fronte e le trascrivo e mi interessa nel tempo raccoglierle come metodo di destrutturazione attiva di un corpo dinamico e vitale, gioioso, imperfetto. Baby, can't you see I'm calling?